Variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. No, caro sindaco Sala, non è sciacallaggio, non è strumentalizzazione dire che dei luoghi incubatori e generatori di degrado, violenza, criminalità a tal punto da partorire scene ed effetti come 3 bambini, perché se hanno tutti meno di 14 anni non sono neanche ragazzi, sono bambini che rubano un'auto e lanciati a folle velocità falciano la vita di una signora milanese di 71 anni che aveva l'unico torto di attraversare la strada in quel momento. Ebbene, non è sciacallaggio, non è strumentalizzazione dire, come ha detto con forza il ministro Salvini, che questi luoghi vanno prima sgomberati dalle persone che ci abitano e che educano, tra mille virgolette, i figli in questo modo, e poi sì, rasi al suolo. Non è una posizione bieca, non è una posizione criptofascista, estremista, è una posizione di banale, sana politica e amministrazione liberal conservatrice, perché tiene fermo un principio cardine che si chiama law and order, che espressione diventata famosa perché utilizzata e tradotta nella pratica da Richard Nixon quando fu presidente degli Stati Uniti. Legge e ordine è quello che chiedeva allora la maggioranza silenziosa degli americani, tra parentesi che chiede ancora Trump, motivo che fonda veramente le politiche sull'immigrazione di Trump al di là degli strilli retorici. È quello che la maggioranza silenziosa degli italiani ha chiesto alle ultime elezioni politiche, chiede tuttora secondo qualunque sondaggio, di qualunque casa, di qualunque orientamento. Si chiama legge e ordine ed è un principio cardine del liberalismo, non di strambe ideologie estremiste o di estrema destra, perché tiene fermo l'imperio della legge. Solo sotto l'imperio della legge si può dare lo sviluppo delle libertà personali e individuali in un ordine sociale. Fuori da questo c'è un disordine, c'è l'anarchia, c'è uno stato sostanzialmente di natura in cui una signora può uscire di casa, attraversare la strada ed essere falciata in automobile. Questo è, quindi gli strilli di Sala sulla posizione di puro buonsenso liberal conservatore, anzitutto leghista, sono sommamente ipocriti, e piuttosto la dicono lunga sulle responsabilità politiche di Sala, della giunta Sala, delle amministrazioni di sinistra anche prima di Sala, diciamo del modo di amministrare, della visione culturale che ha guidato le ultime amministrazioni milanesi appunto di sinistra. Perché vedete, a nostro giudizio, l'abbiamo detto più volte, Sala non ha, almeno fino al terzo grado di giudizio, delle ipotetiche colpe giuridiche per il reato di eccesso di sviluppo edilizio fantasticato dalla Procura di Milano, che ovviamente è molto più un giudizio politico-estetico che un capo d'accusa. Non siamo appassionati di questo, non rivolgiamo l'arma giustizialista contro i giustizialisti. Sala ha delle gravi colpe, tra virgolette, ma non sono delle virgolette che sminuiscono, nel senso che sono delle colpe prettamente politiche, cioè ha delle lacune drammatiche di amministrazione, di visione e a questo punto anche di consapevolezza della sua città e delle emergenze della sua città, perché se lui giudica accettabile che esista ancora qualcosa come il campo Rom di via Selvanesco, dove questi bambini sono cresciuti in mezzo a questo contesto totalmente fuori dalla legge, totalmente fuori da quell'imperio della legge che solo fonda un ordine sociale sostenibile, vuol dire che non ha in testa le priorità proprio essenziali per i milanesi e per qualunque città
civile. Tra l'altro ovviamente c'è qualcosa da rivedere anche nell'impianto normativo. La riforma della giustizia giustamente è partita da macro questioni, poi però ci sono le micro procedure che a volte assumono contorni scandalosi, perché il fatto che questi 4 bambini, ripeto, siano stati già restituiti alle loro famiglie, perché ovviamente non possono rispondere penalmente della cosa data la loro età, ma che vengano restituiti ai genitori, e qui le virgolette sono invece sì sminuenti, perché che vengano restituiti a questi criminali che sicuramente non li manderanno per esempio a scuola. Il tasso di dispersione scolastica nei campi rom è alle stelle, il campo rom di via Selvanesco era già noto per episodi di violenza a danno dei residenti italiani, di violenza a danno dei giornalisti che documentavano le violenze di cui sopra, furti quotidiani, e insomma che questi bambini vengano restituiti a queste famiglie chiaramente criminogene, se non criminali, è un'altra falla da aggiustare. Nel frattempo la falla da aggiustare è quella di chi guida o non guida la città di Milano, e anche oggi Sala, come dire, superando qualunque sprezzo del ridicolo, rivendica l'ottica, che poi è una delle tante supercazzole, diciamo, buoniste che si aggirano nei salotti milanesi, quelli che i rom li vedono al massimo in TV se fanno zapping e incappano in un servizio di cronaca, per intenderci. La supercazzola in questi anni è stata il superamento dei campi rom, che tradotto voleva dire essenzialmente spesso concessioni edilizie agevolate alle famiglie rom, a discapito oggettivamente di famiglie italiane non abbienti, evidentemente, e tutta la campagna diciamo fantomatica sull'integrazione, che basta farsi un giro appunto in via Selvanesco per vedere i risultati concreti che ha ottenuto sotto zero. Quindi non è una questione di superamento, di sociologismo, di maggiore inclusione. Quelli sono discorsi su cui eventualmente ci possiamo dividere a valle. A monte c'è il law and order. A monte c'è il fatto che sì, questi luoghi terribili incubatori di criminalità e anche ladri di futuro di questi bambini, perché queste famiglie rubano il futuro a questi bambini che poi a volte fanno queste cose orribili. Ebbene, questi luoghi sì, vanno prima sgombrati e poi rasi al suolo. È scandaloso opporsi, non è scandaloso dirlo, è scandaloso opporsi. Grazie a tutti, a presto.